Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovati. Siamo qui ospiti dell'Università di Udine. Per me è un vero onore presentarvi Massimo Recalcati, uno dei intellettuali più noti sia in Italia che all'estero, forse il più noto psicanalista italiano, ma anche filosofo, perché i due registri del dottor Recalcati sono inscindibili, data anche la sua formazione iniziale, che ha una laurea in filosofia, quindi parte dalla filosofia e poi comincia a occuparsi della soggettività attraverso Lacan. I suoi studi iniziali sono proprio dedicati a un filosofo, Sartre, il confronto tra Sartre e Freud, e poi appunto il suo grande autore, il suo grande maestro Lacan. E a partire da questo autore poi si è confrontato su molteplici temi. Il suo ultimo lavoro che ha cominciato a presentare ieri qui con noi, sono le radici bibliche della psicanalisi. Questo intervento si inserisce all'interno del nuovo corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Io ringrazio ancora una volta il dottor Recalcati per avermi aiutato nella promozione di questo nuovo corso dell'Università di Udine, e su questo chiederei al mio collega, il professor Damiano Cantone, di raggiungermi qui al di là della cattedra per una breve presentazione del corso e poi iniziamo. Grazie Damiano. Bene, buongiorno a tutti e a tutte, sono veramente contento di vedervi così numerosi oggi, e anche un'altra cosa che per me è molto importante è vedere che l'università diventa un luogo di dibattito pubblico nel quale diverse intelligenze, diverse competenze, diverse generazioni riescono a stare insieme e a vivere un momento importante, bello come quello di oggi, un confronto con un tema che tutti quanti noi sentiamo essere un tema che ha una sua forza, una sua pregnanza nella nostra vita, nella nostra esistenza. Sono contento appunto di vedere oggi anche gli studenti delle superiori, che per noi sono un pubblico decisivo, perché lo scopo di questi incontri è anche portare il discorso filosofico all'interno del nostro territorio, della nostra città, dei nostri giovani, e mostrare come la filosofia possa essere uno strumento importantissimo, fondamentale per la comprensione delle sfide del presente che stiamo vivendo. E questo è anche quello che qualche anno fa ha portato l'Università di Udine e in particolare il professor Taddio, insieme a tanti altri, a inaugurare un corso dedicato alla filosofia e trasformazione digitale. Filosofia e trasformazione digitale significa usare la filosofia, uno dei saperi più fondati, più radicati nella cultura dell'Occidente, per affrontare con più consapevolezza le sfide esistenziali che le trasformazioni digitali stanno determinando nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre pratiche, dall'insegnante allo studente, a chiunque abbia a che fare con questi dispositivi che ormai sono sempre più pervasivi nella nostra vita. Il corso è inserito all'interno del DIUM, che è il Dipartimento di Scienze Umanistiche, che per la seconda volta ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza. Siamo l'unico caso in Italia che è riuscito per 2 volte a ottenere questo riconoscimento, e questo lo dice lunga sulla qualità dell'offerta didattica che in una università, seppur piccola, riusciamo ad offrire ai nostri studenti, ai nostri giovani. Il punto è che appunto il corso in filosofia e trasformazione digitale si propone come un corso di filosofia, quindi è un vero corso di filosofia tradizionale con tutti gli insegnamenti classici che comporta un corso di filosofia, quindi in cui lo studente acquisisce tutte le capacità, tutte le competenze che chi come me ha studiato filosofia ha ricevuto, diciamo così, nella sua formazione, ma con una curvatura e un'attenzione alla componente informatica, ovvero come un mezzo per aprirci
al dibattito sulle problematiche che il digitale determina nel campo della conoscenza e, ripeto, nel campo dell'esistenza di noi esseri umani. È inutile che stia qui a mostrarvi come l'impatto che hanno avuto queste nuove tecnologie sull'economia, sulla politica, sull'idea di verità, sull'idea di informazione, sull'idea di conoscenza siano assolutamente decisive, e si parlava proprio ieri, no, del tema della conoscenza, anche da un punto di vista della psicanalisi, la conoscenza come un non tutto, come qualcosa che può partire solo da un limite, eppure queste tecnologie ci presentano la possibilità o l'idea di sfondare qualsiasi limite, quasi anche di sfondare il limite della morte, che è per definizione il limite esistenziale dell'umano. Il corso affronta l'intelligenza artificiale nei suoi due grandi rami, ovvero quello dell'intelligenza artificiale vera e propria, che troviamo negli smartphone, negli assistenti vocali, nei large language models, cioè quindi nei simulatori di linguaggio naturale che hanno risultati sempre più impressionanti, e nell'altro aspetto che è quello della realtà virtuale, no? Cioè l'idea che la tecnologia possa creare dei mondi che non sono semplicemente una realtà aumentata, quindi un aiuto a vivere in questo, ma dei mondi che possano completamente sostituire questo, degli ambienti completamente staccati da una nostra esperienza fenomenologica tradizionale e classica. Il corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale quindi si propone la sfida, perlomeno, di comprendere quelli che sono i cambiamenti in atto, individuare le principali tendenze dello sviluppo tecnologico e dialogare e interagire proprio con gli esperti di tecnologie emergenti per analizzare potenzialità e punti di criticità di queste nuove tecnologie. E il corso ovviamente è un corso ad accesso libero, c'è un test d'ingresso iniziale ma che non è vincolante, serve solo a determinare il vostro livello di partenza, quindi poi andare a integrare eventuali lacune nelle conoscenze di preparazione iniziale, e la caratterizzazione degli insegnamenti va proprio nella direzione che vi avevo detto. Come vedete sono degli insegnamenti di filosofia tradizionale, ma che sono a volte curvati già verso la dimensione del digitale. Per esempio il corso di etica è un corso di etica digitale. L'estetica si occupa proprio delle sfide che le nuove tecnologie stanno portando nel campo dell'estetica e dell'arte. La filosofia della scienza si occupa proprio di computazione, in qualche modo dei temi della computazione, e poi c'è una parte, circa un 20%, di insegnamenti che sono realizzati in collaborazione col Dipartimento di Informatica e che vogliono dare agli studenti proprio la capacità di mettere mano, di vedere da vicino quelli che sono gli strumenti e le competenze che sono necessarie per operare in un mondo digitale. Ovviamente noi non creiamo degli informatici, non creiamo dei programmatori, ma delle persone consapevoli. Il nostro, diciamo così, la ratio attraverso cui è nato questo corso è che la rivoluzione digitale è una rivoluzione in atto, è una rivoluzione inevitabile, e questa rivoluzione noi possiamo o subirla o cercare con la conoscenza, con la comprensione, con il sapere critico, se non di guidarla, almeno di comprenderla, almeno che l'impatto che lei avrà nelle nostre vite sia un impatto consapevole, cioè essere liberi, essere io che posso decidere fino a che punto questa trasformazione entra nella mia esistenza. Poi adesso si è piantato il PowerPoint, però non ha importanza. Ah, eccolo. E per qualsiasi tipo di informazione vi do quelli che sono i contatti del professor Luca Taddio a cui potete scrivere. Abbiamo i nostri tutor del DIUM, potete andare sul sito dell'Università di Udine dove c'è la pagina internet dedicata al corso di filosofia e trasformazione digitale, basta che lo mettiate nel motore di ricerca e vi darà tutte le informazioni, e potete anche informarvi rispetto alle numerose attività di divulgazione e promozione del corso che ciclicamente realizzeremo appunto sul territorio. Ma non voglio rubarvi ulteriore tempo e lascio subito la parola al dottor Recalcati. Grazie. Bene, grazie ancora Damiano, ringrazio tutti i miei colleghi
Ringrazio il rettore, il magnifico rettore, la direttrice del mio dipartimento, tutti coloro che hanno collaborato direttamente o indirettamente alla realizzazione di questo evento, di questo incontro, anche il personale tecnico amministrativo dell'Università di Udine e anche i più giovani che mi hanno aiutato a realizzare questo incontro. Ma un grazie particolarmente sentito a Massimo Recalcati. Bene, grazie. Vedo che c'è molta gente che non era presente ieri. Permettetemi di fare non una sintesi perché è impossibile, ma un riassunto estremo di quello che ci siamo detti ieri, e cioè che la figura di Gesù è una figura che viene vissuta dal discorso religioso come una minaccia, che gli uomini religiosi, gli scribi, i sacerdoti del Tempio, i farisei, danno di Gesù quel ritratto sconcertante che abbiamo visto, no? Cioè un frequentatore di prostitute, un demone a capo di altri demoni, uno fuori di testa, un delirante, un impostore e un narcisista. Crede di essere il figlio di Dio. Tutte queste definizioni voi le trovate alla lettera nei Vangeli e abbiamo detto che l'uomo religioso propone questo ritratto demoniaco di Gesù perché Gesù ha la colpa, commette la colpa di amare troppo la vita. Mentre l'uomo religioso, diciamo così, nel suo fondo detesta la vita, teme la vita, ha paura della vita. Nulla è più vendicativo della sua umiltà, dice Nietzsche nella genealogia della morale. L'uomo religioso è l'uomo del risentimento, è l'uomo che, non riuscendo a vivere pienamente la vita, condanna la vita e condanna soprattutto coloro che amano la vita. Ecco perché Gesù viene descritto come un mangione, un beone, uno che, come dire, non si ritira di fronte alla vita. Ricordiamo che una delle etimologie del termine religione, religio, significa proprio chiusura, no? La religione porta con sé nel suo etimo questo significato di chiusura, di recinto. E tutto il movimento che abbiamo descritto ieri di Gesù invece prende corpo da questa antica parola efatà o talita cum o cum, cioè apertura della vita. Mentre il discorso religioso tende a chiudere la vita in un recinto, Gesù chiama la vita alla vita. La frase che abbiamo citato di Bonhoeffer: Gesù non ci chiede di aderire ad una nuova religione, ci chiede di aderire alla vita. Allora, intanto il tema di oggi sono i miracoli, come annunciavo ieri. Non c'è un'esercitazione pratica, diciamo, però faremo una riflessione sui miracoli principali, diciamo, che troviamo nei Vangeli di Gesù, perché sono molto istruttivi. Si chiedeva Joyce nell'Ulisse, citando in realtà Shakespeare, che cosa c'è in un nome. Se noi prendiamo il nome Gesuà, il nome di Gesù nel suo etimo, sappiamo che questo nome si può tradurre nella lingua ebraica con il Dio che salva. Dunque Gesù non è venuto a punire, a castigare, a rimproverare l'umano per le sue debolezze, per la sua inadeguatezza rispetto alla legge. Abbiamo detto che l'uomo non è fatto per la legge, è il tema che Freud sviluppa nel disagio della civiltà, cioè c'è una incompatibilità tra il programma della pulsione e il programma della civiltà. In termini biblici significa che l'uomo non è fatto per la legge in quanto essere pulsionale,
ma come abbiamo visto ieri, Gesù non è venuto per opprimere la vita con la legge, ma per liberare la vita dalla legge. Questo è un punto molto importante, no? Ieri ci interrogavamo su cosa significa portare la legge al suo compimento, allora potremmo dire, poi mi spiego meglio per chi non c'era ieri, portare la legge al suo compimento significa oltrepassare la legge, andare al di là della legge. La legge si compie nella misura in cui è oltrepassata da un'altra legge, cioè da una legge che non ha legge, che è, come abbiamo visto ieri, la legge dell'amore. Perché l'amore ha come, sostanza la dismisura, l'assenza di legge. Non c'è un limite nell'amore. L'esperienza dell'amore è un'esperienza dell'illimitato, è l'esperienza di una eccedenza. L'amore sfugge all'algoritmo, sfugge all'intelligenza artificiale, penso, ma poi i miei amici mi correggeranno, sfugge all'algoritmo, sfugge al calcolo, sfugge a ogni tipo di contabilità. Allora, quando Agostino dice, riprendendo il Magistero di Gesù, se noi dovessimo, lo fa nel commento all'Epistola di Giovanni, se noi dovessimo sintetizzare in una parola, in una sola parola, tutto il Magistero di Gesù, dovremmo dire, scrive Agostino, ama e fai quello che vuoi. Questo è il punto in cui la legge si compie oltrepassando se stessa. Ama e fai quello che vuoi. Dunque il tema non è più quello dell'atto impuro, non è più quello del peccato come trasgressione della legge, ma è quello di non riuscire ad amare. Il peccato consiste nel non riuscire a spendere la propria vita nell'amore. Dunque, mentre l'uomo religioso spinge al sacrificio della vita nel nome della legge, in attesa di un rimborso che avverrà alla fine del mondo, nel cosiddetto mondo metafisico, nel mondo al di là del mondo, Gesù ci chiede di rinunciare al sacrificio, di sacrificare il sacrificio, per vivere fino in fondo l'esperienza dell'amore come nuova legge. Ve lo cito, visto che mentre io parlo ho in mente il testo, quindi non sto inventando niente, vi cito solo questo: la sola cosa che siamo tenuti a fare, dice Gesù, è amare chi ci è accanto come noi stessi. Questo amore conta più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici che voi potrete fare. Questo amore per chi è accanto, ma noi abbiamo visto che chi è accanto, chi ci è prossimo è il forestiero, è lo straniero, è il nemico, cioè l'altro irriducibile al nostro io. Amare il prossimo significa amare l'alterità, l'eteros dell'altro, quindi l'altro in quanto nemico significa questo, non l'altro che ci aggredisce. L'altro in quanto eteros, in quanto differenza assoluta, Questo conta molto di più di qualunque sacrificio. E amare significa, per Gesù, non dare qualcosa a qualcuno. Questa è la carità, in senso stretto. L'amore non ha la forma della carità, non è dare qualcosa a qualcuno, ma come lui dice, amare l'altro come se stessi, quindi donare se stessi all'altro. Questo è un punto importante, non è banale, è donare se stessi all'altro. Nel Deuteronomio, cioè nella Torah, noi leggiamo un passo di Mosè che anticipa questa donazione di sé, su cui tornerò fra poco, quando Mosè dice: vuoto è il culto in cui l'uomo offre a Dio qualcosa, vuoto è il culto in cui l'uomo offre a Dio qualcosa e non se stesso.
È il dono di se stesso che fa la differenza. E la parabola in cui questo si manifesta è la famosa parabola della vedova, che viene evocata anche da Lacan, non a caso, sul tema dell'amore. E la parabola della vedova consiste nel fatto che una vedova va al tempio, prima di lei nella fila per entrare al tempio e per fare la propria donazione c'è una serie di uomini, come sempre. Gesù è molto attento nel contrapporre il femminile al maschile sempre, quindi abbiamo la serie degli uomini facoltosi, farisei, scribi, che lasciano grandi somme di denaro, diciamo, all'entrata del tempio, e la vedova povera. Vedova nel mondo ebraico significa senza nessun avere, nemmeno il marito, cioè non ha più niente. Vedova significa proprio il soggetto nella sua nuda vita, nella sua povertà assoluta. Quindi la vedova in coda a questa fila di uomini facoltosi, è il suo turno e dà 2 piccole monete. Ma il commento che Gesù fa a questa scena è che dà non qualcosa, perché per lei queste 2 piccole monete sono tutto, cioè dà quello che non ha, non dà quello che ha, cioè dà quello che le manca, cioè dà se stessa, dà tutto se stessa, tutto di se stessa, no? Ecco, questa dimensione di dismisura e di eccedenza, donare quello che non si ha, è, lo ricordo, la formula con cui Lacan in psicoanalisi definisce l'amore. L'amore non è dare quello che si ha, perché dare quello che si ha è molto facile, soprattutto quando noi diamo quello che abbiamo in superfluo, in più. Dare quello che si ha in più è fare la carità, diciamo, si potrebbe dire. L'amore non è una carità, nel senso che nel dono d'amore noi doniamo quello che non abbiamo, no? Quando per esempio mia moglie mi dice non farmi regali, ma dammi il tuo tempo, e mi chiede di darle quello che non ho, diciamo, no? E giustamente mi chiede di darle quello che non ho, cioè l'elemento più prezioso è donare quello che ci manca. Io non ho il tempo e lei mi chiede giustamente di donarle la mia mancanza, cioè di donarle il mio tempo. Leggo l'ultima citazione che farò di Paolo, che purtroppo trascureremo in queste 2 giornate, ma nel libro c'è il più lungo capitolo dedicato a Paolo di Tarso, San Paolo, cosiddetto, e sentite, Paolo torna sul tema: la sola legge di cui noi dobbiamo essere responsabili è la legge, abbiamo detto ieri, del desiderio, cioè la legge dell'amore, che è una legge appunto che scardina la vecchia rappresentazione della legge, cioè la legge antiquata, che Gesù non è venuto ad abolire ma a portare a compimento, come abbiamo detto. Ma stiamo vedendo che portare a compimento la legge significa oltrepassare la legge. Non abbiate debiti con nessuno, non sacrificatevi a nessuno. Il vostro solo compito è quello di amarvi, Paolo. Infatti, solo chi sa amare ha adempiuto alla legge. Questa è una roba sconvolgente. Solo chi sa amare ha adempiuto alla legge. Infatti leggiamo, quindi leggiamo nella vecchia legge: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare. Ma e Paolo, come Gesù, non condanna questo non uccidere, perché noi sappiamo che la legge di Mosè è la legge che, iscrivendo il non tutto nella carne dell'uomo, rende possibile l'umanizzazione della vita. Quindi non sta schernendo questa legge, dice
Bene, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare il tutto, perché desiderare il tutto significa assimilarsi a Dio, abbiamo visto ieri, e potremmo aggiungere tutti, dice Paolo, tutti gli altri comandamenti, ma tutti i comandamenti, dice, si compendiano in una sola parola: amerai il prossimo tuo come te stesso. Dunque, finisce Paolo il suo ragionamento, la pienezza della legge, quindi il compimento, potremmo dire con le parole di Gesù, il compimento della legge è l'amore. Aggiungo, per chi non c'era ieri, che l'amore di Gesù non è la melassa, non è l'empatia, non è l'altruismo, non è la retorica dei buoni sentimenti, non è il rispecchiamento reciproco, non è l'unificazione dell'uno con l'altro, non è l'immedesimazione, non è la ricomposizione della sfera secondo il paradigma platonico. Abbiamo visto ieri, no? Il desiderio di Gesù non trova la sua realizzazione nel paradigma greco. Amare il prossimo significa amare lo straniero, il forestiero, il dissimile, il difforme, cioè l'irraggiungibile. Questo è il punto, lo vedremo oggi a proposito dei miracoli, in cui, secondo Dessertò, la legge dell'amore coincide con l'esperienza della fede. E qui entriamo già nel merito, perché se parliamo di miracoli, i miracoli valgono se abbiamo fede nei miracoli. Se uno non ha fede nei miracoli, i miracoli non avvengono, no? Questo vale per la psicanalisi. Cioè, se uno fa lo psicanalista e pensa che la parola o l'atto, diciamo, non possa modificare, trasformare, cambiare, convertire la vita del paziente, non deve fare lo psicanalista. Quindi deve avere fede nell'atto, fede nella parola. E stavo dicendo che Dessertò fa notare che esiste un punto di convergenza tra l'amore e la fede, poiché entrambi, l'amore e la fede, sono delle aperture sulla alterità dell'altro, sulla assoluta alterità dell'altro, sull'assoluta impossibilità di raggiungere il cuore dell'altro, no? Ieri evocavamo il sepolcro vuoto di Gesù, e il sepolcro vuoto di Gesù ci dice, bene, noi abbiamo fede, potremmo avere fede nella resurrezione, ma la fede nella resurrezione non è, come ritiene Tommaso, possedere il corpo del risorto. La fede nella resurrezione è l'incontro col vuoto del sepolcro, col mistero di questo vuoto. Questo, secondo Dessertò, è il punto in cui l'esperienza della fede e l'esperienza dell'amore coincidono. Da ragazzo ero molto geloso della mia fidanzata e mi incontrai, Paolo direbbe per grazia, adesso posso dire, è stata una grazia, con un sermone di Lutero, mentre compivo i miei studi di filosofia, ogni tanto facevo delle letture teologiche, e in questo sermone, che vi invito a leggere, si trova nelle opere scelte, nei sermoni, insomma, tra le opere scelte di Lutero. Tra l'altro è di Lutero questa formula bellissima che ho evocato senza citarlo, Gesù porta la legge al di là della legge, no? È una formula luterana. Allora, Lutero dice, è un sermone, quindi parla al popolo. Volete sapere in che cosa è la fede? Facciamo l'esempio dell'uomo geloso. E io subito mi sono interessato al sermone, no? E dice, l'uomo geloso tenderà a rintracciare i segni nel comportamento dell'amata che giustificano la sua gelosia. Segni di comportamenti ambigui, di comportamenti equivoci, di atteggiamenti
diciamo, poco chiari. E non servirà a nulla, dice Lutero, se l'amante renderà attraverso, qui introduciamo un concetto teologico che ha un peso specifico enorme, attraverso le sue opere, cioè attraverso i suoi comportamenti, apparirà sempre più coerente, composta, senza dar adito a nessun atteggiamento equivoco. Non servirà a nulla modificare le opere, quindi modificare nell'esempio gli atteggiamenti, finché l'uomo non avrà fede nell'amore della propria compagna. Cioè non sono gli atteggiamenti, comportamenti, teologicamente dovremmo dire le opere, che possono pacificare l'amore e dunque assicurare la fedeltà, ma è solo l'esperienza della fede, cioè credere nella fedeltà del partner, che può, come dire, tranquillizzare l'uomo. Grande impresa, Dunque è la fede che fonda la possibilità dell'amore. Non è ovviamente il controllo e non sono nemmeno soprattutto le opere dell'amante. Se non c'è fede, non c'è possibilità di vivere, diciamo, senza angoscia la libertà del partner. Bisogna avere fede. Nel mio caso ha funzionato molto. Sì. Infatti la app di controllo che sto usando, no scherzo, no, devo dire, siamo registrati? Siamo registrati, allora non posso dirlo. Devo dire, ma comunque è una battuta, non sono io che, è mia moglie che usa le app su di me, ma diciamo, ma io mi faccio controllare serenamente. Allora, perché stiamo parlando di fede? Perché stiamo entrando nel tema che ci interessa oggi, cioè il tema del miracolo. E la fede è il presupposto del miracolo. Ma quando tocchiamo il tema della fede, tocchiamo il tema della verità. Perché nella lingua ebraica il termine verità si dice emet. E questa parola non rinvia né alla versione greca della verità, aletheia, né alla versione, diciamo, scolastica della verità, adeguatio, intellectus et rei. È come se emet fosse una possibilità diversa di pensare la verità, sia rispetto all'idea che la verità riguardi l'essere e la sua rivelazione, aletheia. Quindi la verità porta con sé la luce, la Lichtung, direbbe Heidegger, dell'essere in quanto tale, e dunque una verità non personale, non singolare, poiché riguarda proprio l'orizzonte stesso dell'essere. La verità coincide appunto nella filosofia greca antica, coincide con il fatto che l'essere esce dal nulla e appunto si rivela, né la verità ha tomisticamente, diciamo, ha a che fare con il modo in cui il concetto riflette la cosa, si adegua correttamente alla cosa. Per Gesù la verità si dice emet, cioè si dice con una parola che nella lingua ebraica significa fede. La verità ha a che fare con la fede. Non solo ha a che fare con la fede, il secondo significato di questa parola evoca la solidità, evoca quella che Freud, proprio nella frase finale della Traumdeutung, dell'interpretazione dei sogni, descrive come il carattere indistruttibile, emet
evoca anche questa indistruttibilità, l'indistruttibilità della fede, la solidità della fede. Freud dice il desiderio, il Wunsch, come dicevamo ieri, si rivela nella indistruttibilità una delle sue caratteristiche fondamentali, cioè il desiderio umano è indistruttibile per Freud, e per questo per Freud non conosce la morte. Non ci sarebbe possibilità di rappresentazione della morte nell'inconscio. Discutevamo prima con un vostro collega. È una tesi che Melania Klein ha cercato di smentire, mostrando come nei bambini, che sarebbero pure inconscio, diciamo, esiste in realtà una profonda angoscia della morte, ma nel pensiero di Freud l'inconscio, essendo atemporale, non può rappresentare la morte. Quindi il desiderio è, nella misura in cui è atemporale e non può essere intaccato dall'angoscia della morte, è indistruttibile. Questo giusto per dirvi che Freud è sensibile a questa parola con cui la lingua ebraica dice la verità come elemento di solidità indistruttibile. Aggiungo un'ultima cosa, prima di entrare proprio a esaminare i miracoli, che questo non mi sono soffermato ieri, avrei dovuto. Nel tempo di Gesù, primo secolo, diciamo, in Palestina, era un tempo pieno di profeti e pieno di maestri, anche di grandi maestri. Qual era la differenza tra l'insegnamento di Gesù e quello degli altri maestri, degli altri rabbi? È il fatto che Gesù testimoniava con la sua persona e quindi col suo modo di esistere, di vivere, la verità del messaggio che trasmetteva. Cioè, nell'esperienza di Gesù, il messaggero è il messaggio. Cioè il messaggio acquista forza solo nella misura in cui è testimoniato da chi lo porta. E i miracoli sono, tra le altre cose, dobbiamo prenderli tra le altre cose, come una testimonianza della verità del messaggio. Quindi non c'è solo una, come dire, trasmissione teoretica della verità, ma la verità come emet esige la testimonianza per essere vera. La verità esige la testimonianza per essere vera. Quindi, come dirà Agostino, non basta dire la verità, bisogna fare la verità. E questo rende la predicazione di Gesù credibile. Per esempio, dire la vita umana è indistruttibile anche di fronte alla morte può avere un valore, ma risorgere, diciamo, trasforma questo valore in una verità credibile. Gesù attraversa l'abisso della morte. Quindi Gesù non è un immortale, ma è qualcuno che fa esperienza della morte e a suo modo, qui si aprirà, magari tocchiamo anche questo punto, il miracolo della resurrezione, non solo il miracolo dei risorti, Lazzaro e gli altri risorti che appaiono nei Vangeli, ma il miracolo della resurrezione di Gesù in quanto tale. Allora, questo rende credibile, no? E il miracolo deve essere collocato dentro questa dimensione per cui la verità si fa evento, la verità diviene evento, si realizza come un evento. Quindi non riguarda il piano teoretico, ma riguarda il piano di una testimonianza effettiva, di una testimonianza, direbbe Lacan, del reale.
Bene, proprio per questo, e questo è il punto che ieri non ho sottolineato abbastanza, Gesù non è un maestro tra gli altri, perché è innanzitutto un incontro. Questa è la parola chiave, un incontro. Gesù è l'incontro con la verità. Io sono, no? La via, la vita e la verità. La vita, l'abbiamo visto ieri, no? Ampiamente, io sono la vita, però io sono la verità. Allora, o è un delirante, come pensano gli uomini religiosi, ma chi credi di essere, no? Dicendo io sono la verità. Ma Gesù sta dicendo che o la verità è qualcosa che si può testimoniare, o la verità è nell'ordine dell'evento o non è. Questo vuol dire io sono la verità. Io sono, dirà poi alle sorelle di Lazzaro, io sono la resurrezione. Io sono, cioè testimonio che quello che dico è vero perché lo faccio, diciamo, se posso dirlo nel modo più semplice. Ma Gesù è un incontro. Allora qui tocchiamo un punto fondamentale. Cosa vuol dire che Gesù è un incontro? È una delle definizioni più belle che trovate in Gesù da parte dei suoi allievi, dei suoi discepoli. In Marco trovate questa definizione: Gesù è colui che chiama a sé. Chiamare a sé. Ieri usavamo l'immagine del magnete o della causa. È un aspiratore, chiama a sé. È Gesù che chiama a sé. È l'incontro con Gesù che chiama verso Gesù. Vi ricordate? Seguimi, no? Chiama a sé. È un magnete che attira. Chi per causa mia, no? C'è questa dimensione dell'incontro come qualcosa che ci colpisce e ci cattura, ci trascina, no? Allora, qui è un punto molto importante di differenza tra il Primo Testamento e i Vangeli, perché nel Primo Testamento, come dire, è l'uomo che aspira a Dio, si potrebbe dire così, no? L'uomo che sale sulla montagna, no? Nel tentativo di entrare in colloquio con Dio. E invece nei Vangeli è Gesù, cioè Dio che va verso l'uomo, incarnazione, dicevamo ieri, kenosis, il verbo si fa carne, dice Giovanni, e dunque è Gesù che va verso l'uomo. E l'esperienza della fede è innanzitutto un'esperienza di visitazione. Noi siamo, Gesù ci trova. Non siamo noi a cercare Gesù nella narrazione dei Vangeli, ma è Gesù che va a cercare l'uomo. Abbiamo la scena in cui raduna i suoi, no? Pescatori che stanno pescando, facendo i fatti loro, in una giornata normale. Arriva Gesù, li chiama a sé. Ma questo chiamarli a sé significa che da quel momento in poi non solo non saranno più pescatori chiamati a sé, non solo non saranno più pescatori, ma faranno esperienza di una trasformazione del proprio essere, perché la chiamata a sé trasforma l'essere chiamato, l'essere di colui che è chiamato. Ora, se ci pensate e spogliamo questo ragionamento da ogni eco religioso, irrazionale, superstizioso, e guardiamo il cuore della questione, è sempre così. Cioè, quando noi facciamo un incontro degno di questo nome, quando facciamo un incontro d'amore, quando facciamo l'incontro con un maestro, quando facciamo l'incontro con un libro che ci colpisce, quando facciamo l'incontro con un paese straniero, quando facciamo davvero un incontro, c'è un effetto di trasformazione. E la nostra vita, potremmo dire, è una sequela di incontri. E noi siamo fatti degli incontri che abbiamo fatto. Ma nessuno di noi può decidere l'incontro che lo ha fatto.
Noi possiamo fare qualcosa degli incontri che ci hanno fatto, ma non possiamo determinare gli incontri, pianificare gli incontri. Se volete, questa è, per esempio, in Paolo l'esperienza della conversione, la caduta da cavallo, Gesù che lo chiama: perché mi perseguiti? Saul, no? Paolo, persecutore dei cristiani, ebreo, fariseo, cresciuto secondo i dettati della legge di Mosè, è un persecutore accanito dei cristiani. A cavallo Gesù lo visita, sente la voce: perché mi perseguiti? Cade da cavallo, perde la vista, cedimento dell'io, è una specie di Edipo in quel momento, Saul, che ritrova la vista, cambiando nome diventa Paolo. Saul il grande, Paolo il piccolo. La conversione è sempre legata ad un incontro, all'urto dell'incontro. La conversione non avviene per maturazione cognitiva, non implica una progressione come quella che Hegel descrive nella prefazione e in tutta la fenomenologia dello spirito, no? Attraverso una serie di passaggi ordinati teleologicamente e regolati da un processo continuo di Aufhebung, di superamento. L'errore si trasforma e si capovolge in verità, secondo una progressione teleologica. E invece i Vangeli introducono un tipo di conoscenza che non si acquisisce attraverso il superamento dialettico progressivo dell'errore, ma attraverso uno Stoß, direbbe Heidegger, un urto, un incontro, un rencontre, dice Lacan. Rencontre nella lingua francese vuol dire che c'è l'incontro con qualcosa che ci è contro, un urto. Prima ero Saul, venivo da una famiglia ebraica, conoscevo la legge e a un certo punto cado da cavallo, Gesù mi parla, perdo la vista, divento Paolo. Cioè l'elemento della conoscenza non implica appunto una maturazione teleologica, ma un urto. E Gesù è questo urto. Urto che va a visitare i suoi e che li trasforma da pescatori di pesci in pescatori di uomini. Ma diciamo, al di là di questa retorica, qual è il nome vero dell'incontro? Il nome evangelico, biblico dell'incontro. Certo, ci sono tanti filosofi che hanno pensato l'incontro, no? Si potrebbe fare veramente, qui lo dico in un'aula universitaria, una tesi cercando di delineare quali sono i pensatori che più di tutti hanno cercato di decifrare l'evento dell'incontro. Quelli, diciamo, a me più cari sono Sartre, sono Deleuze, sono Nancy, sono autori dove l'evento dell'incontro è al centro. Vi ricordo solo questa scena tra le tante, no? La scena di come l'incontro sia decisivo nel dare forma alla vita. La scena che descrive indifferenza e ripetizione Deleuze, quando spiega l'apprendimento da parte di un bambino della tecnica del nuoto. E questo è molto interessante perché siamo in Costa Azzurra, sulla spiaggia, anni 60, quindi bisogna immaginarci. E c'è un maestro di nuoto che insegna a un piccolo bambino come nuotare sulla spiaggia. E il maestro di nuoto mette in scena tutto il bestiario naturale del nuoto, la rana, il delfino, la farfalla, e il bambino imita il maestro riproducendo i suoi gesti. E si chiede Deleuze,
ma potremmo considerare l'apprendimento, cioè per noi qui la conoscenza della verità, potremmo dire, se seguiamo Gesù, possiamo, si chiede Deleuze, considerare che l'apprendimento si riduca a questa imitazione del sapere del maestro? La risposta di Deleuze dice no. È necessario questo momento, il momento della imitazione del maestro, di apprendere, come fa il maestro, ma non è il vero apprendimento. È un passaggio solo iniziale. Quando davvero il bambino impara a nuotare, quando davvero c'è apprendimento, quando, dice Deleuze, a un certo punto il maestro di nuoto lo spinge verso il mare e c'è l'incontro con l'onda, dice Deleuze. Allora, l'incontro con l'onda, con l'imprevedibilità dell'onda, con l'ingovernabilità dell'onda, è l'incontro con un reale che resiste e che impone al bambino la soggettivazione del sapere acquisito attraverso il maestro. Quindi non fare come il maestro, fare con il maestro, ma per incontrare l'urto del reale. È l'urto del reale che significa retroattivamente l'acquisizione di quel sapere. Ora Gesù è l'onda. Dovessimo dire, no? Gesù si pone come l'onda che rende possibile l'acquisizione di una verità su se stessi, quella che ieri chiamavamo la verità del desiderio, la verità della legge del desiderio. E adesso apro e chiudo subito una parentesi lacaniana. Se uno rilegge Seminario 11 e il rapporto tra automaton e Tiuche nel Seminario 11, vedrà che l'automaton è il rapporto con la legge antiquata, con la vecchia legge, cioè consegnato dalla tradizione, e la Tiuche è una conoscenza nuova che ha a che fare con l'incontro di Gesù. È diverso acquisire la legge dal libro e acquisire la legge dall'onda. Non perché non sia importante il libro, è importante che il bambino imiti il maestro, molto importante, che ci sia un maestro, che ci sia il libro, ma Gesù è l'onda. Quindi bisogna passare dall'onda per comprendere veramente la lettera del libro. Bene, una premessa un po' lunga, ma adesso noi arriviamo ai miracoli. Faccio l'ultimissima premessa che mi permette di farvi notare anche l'incidenza del Nuovo Testamento sul pensiero di Lacan, perché in un testo giovanile intitolato I complessi familiari nella formazione dell'individuo, Lacan dice: ci sono due grandi malattie che affliggono l'umano, e Lacan le descrive, sono due streghe, due streghe che ci succhiano il sangue, diciamo, e sono la strega dell'impotenza e la strega dell'utopia. Queste due streghe sono le streghe con cui Gesù combatte. Perché che cosa affligge l'umano secondo Gesù? Beh, innanzitutto l'impotenza. L'impotenza è, lo abbiamo visto ieri, la paura nei confronti della vita. Il nevrotico, tecnicamente diremmo, scambia l'impotenza con l'impossibile, pensa che la sua impotenza coincida con l'impossibile, in realtà è un'impotenza, e dunque di fronte ai compiti che lo attendono, di fronte alle occasioni che vive, e si ritrae, ha paura. Cioè il nevrotico, a causa dell'impotenza, non sa leggere nell'incontro la grazia.
diremo in termini evangelici, perché l'incontro è un nome della grazia. Quando noi diciamo, per esempio, una grazia averti incontrata, è una grazia avere incontrato, che ne so, Franco Fergnani all'Università Statale, una grazia. Non ho nessun merito, sono salvato in modo immeritevole. La grazia non è in rapporto ai nostri meriti, l'incontro non è in rapporto ai nostri meriti. Dov'è la nostra responsabilità rispetto alla grazia dell'incontro? Rispondere, non generare, ma rispondere. Sono stato in grado di rispondere alla grazia, sono stato in grado di rispondere alla chiamata, o l'ho disattesa, o l'ho schivata. Come direbbe Derrida, nella decisione non c'è mai, la decisione non viene mai dal nulla. Non sono io che semplicemente decido ex nihilo, dal nulla. La decisione è una risposta che io do a qualcosa che mi chiama. Quindi in questo senso la decisione implica sempre qualcosa che non è deciso da me, ma che riguarda, diremo paolinianamente, la grazia dell'incontro. Forse è chiaro il punto, So accogliere, dire di sì alla grazia dell'incontro. Questa è la mia responsabilità, ma la grazia è immeritevole, no? È arbitraria, come direbbe Agostino, è manifestazione della provvidenza, è, diciamolo, Lacan direbbe caso. Ma la nostra responsabilità inizia da quando riceviamo la chiamata della grazia. In una bellissima lezione Ratzinger parla della precedenza dell'udire rispetto al decidere. Come dire, prima noi udiamo la chiamata, udire vuol dire appunto ricevere la chiamata, e solo in un secondo tempo possiamo decidere di rispondere a quello che udiamo. Se voi leggete in questa luce le Confessioni, vedrete ci sono dei passaggi straordinari in cui Agostino trova la sua verità solo rispondendo alla voce di Dio. Laicamente pensiamo che questa voce è la voce del desiderio, che ci chiama, che ci visita, che ci incontra attraverso magari la figura di un maestro, la figura di una donna, la figura di un amico, di un fratello. Sono incarnazioni del desiderio, diciamo. Bene, basta premesse. L'impotenza, paura della vita, diciamo, e come abbiamo visto non avere paura è un refrain di tutti i Vangeli, non abbiate paura, la paura che blocca la vita, e Gesù invita vieni fuori, no? Invita all'aperto. E la seconda malattia è l'utopia, altrettanto grave. L'utopia è, per esempio, immaginare che esista un mondo più vero di questo mondo, immaginare che esista un mondo più giusto di questo mondo. È amare l'ideale, amare il principe e non il rospo, per poi scoprire che appunto sotto il principe c'è un rospo. Ma l'amore vero è sempre amore per il rospo. Come dicevo ieri, gli amori che durano nel tempo sono amori tra rospi. Chi cerca il principe, chi utopicamente, per esempio il soggetto isterico, vive nell'attesa del principe tutta una vita, e incontra X, come una mia paziente che dice incontro X, lo descrive come un principe dal divano, X, fantastico. Dopo 6 mesi basta l'alito cattivo di X e X via, scartato.
Poi c'è Y, fantastico Y, delizioso Y, sensibile Y, basta che sbagli il colore delle calze, scartato. E via di questo passo, cioè nessun oggetto è mai adeguato all'ideale dell'uomo che l'isterica attende, che poi è la maschera, diciamo, secondo l'insegnamento di Freud, di Lacan, del padre idealizzato dell'infanzia. Nessun uomo è come mio padre. E l'attesa del principe consuma però la vita, no? Questa è la dimensione utopica del desiderio che Gesù contrasta, nei miracoli proprio. Quindi allora abbiamo queste due streghe che parassitano la nostra vita. La strega dell'impotenza è no, è troppo per me, non ci riesco. La strega dell'impotenza è la viltà. E per questo Lacan dice in ogni depressione c'è un vile. In ogni depressione c'è della viltà etica, diciamo, cioè è troppo per me, non ce la faccio, non ci riesco. Viltà, indietreggiamento del desiderio, del nostro rapporto col desiderio. Cioè, se la chiamata che Gesù incarna ci invita ad essere fedeli al desiderio, l'impotenza è un modo per essere infedeli nei confronti del desiderio. Ieri qualcuno mi diceva, ma allora la colpa è questa, non è l'atto impuro. La colpa non è l'atto impuro che trasgredisce la legge, la colpa è venir meno alla fedeltà nei confronti della legge del nostro desiderio. Questa è la colpa dell'impotenza. Cioè l'impotente, inteso in questo senso, dice è impossibile per me. E lo sforzo nei miracoli, come vedremo, è dire no. È possibile, se c'è fede, diventa possibile, l'impossibile diventa possibile e il soggetto si emancipa dall'impotenza. Prendiamo, non so, il cieco riacquista la vista, il paralitico cammina, se ne prendiamo come delle metafore fondamentali della terapeutica cristiana. Noi diciamo che lì c'è dell'impotenza che viene guarita e dunque diventa possibile l'impossibile, diciamo così. E nell'utopia il movimento è quello che abbiamo visto ieri, cioè il regno non è domani, la resurrezione non è alla fine della vita. O il regno e la resurrezione sono oggi, come direbbe il cardinale Martini, cioè si risorge ogni giorno, oppure è un'impostura. E Luca lo dice chiaramente, il regno è in noi, tra di noi, o non è, nell'ora che è adesso, dice Giovanni. Bene, queste sono tutte premesse per arrivare ai miracoli e cominciamo col primo miracolo. Vedrete quanti insegnamenti potremo ricevere da questi miracoli dentro questo contesto però che ho riassunto. Il primo miracolo è quello che conosciamo tutti, adesso li riassumo, ma siccome noi siamo in un paese dove la cultura cattolica è molto pervasiva, il catechismo sono cose che noi le vediamo anche dipinti, no? Nelle chiese, i miracoli appartengono alla iconografia cristiana, però insomma non li do per scontati nel dettaglio. Il primo miracolo pubblico di Gesù, lo sappiamo tutti, è il miracolo di Cana. Gesù si trova ad una festa di nozze, vicino a sua madre, invitata anche lei a questa festa, e a un certo punto, come saprete, manca il vino. Questo è molto importante, non perché io ami il vino in modo particolare, ma molto importante perché il primo miracolo di Gesù
ha come finalità quella di far continuare la festa. La festa deve continuare. Ma perché la festa deve continuare? E perché Gesù, Maria gli dice dai fai qualcosa, no? E lui dice vabbè ci penso io, e come saprete trasforma l'acqua in un vino sublime al punto tale che gli ospiti dicono ma come di solito nelle feste prima ci danno il vino sublime, poi quando siamo tutti intontiti dal vino ci danno quello scarso e finisce così. Qui è tutto il contrario, prima abbiamo bevuto quello scarso, adesso appare un vino sublime. Questo è il miracolo. Ma perché Gesù fa come primo miracolo che Giovanni racconta il miracolo della trasformazione dell'acqua, sottolineo il termine trasformazione su cui torneremo, dell'acqua nel vino sublime, perché Gesù vuole che la vita sia una festa. Questo è il punto centrale, sia una festa infinita. Vuole che la vita sia un luogo di gioia. Sa bene che la vita è atroce. C'è il cieco, c'è il paralitico, l'umanità sofferente. Sa bene, perché legge Coelet, conosce perfettamente il Primo Testamento, sa bene, come dice l'Ecclesiaste, che noi siamo polvere, destinata a tornare nella polvere. Ma la vita è anche il luogo dove prima era erba, poi spiga, poi grano pieno nella spiga, dice Gesù, raccontando lo splendore della vita. Dunque il vino è una delle espressioni più gioiose della vita, al di là dei diciamo così, dei menagrano che maledicono oggi nel nome del benessere, cioè della vita lunga il vino. L'astemio è un peccatore, diciamocelo chiaramente. L'astemio, io non potrei mai stare, per esempio, se mia moglie non bevesse, non potrei. L'astemio è adesso escluso i presenti, no? Però l'astemio è un peccatore nella luce in cui Gesù lo vede, no? Perché il problema, dicevamo ieri, non è avere la vita lunga, che è l'ossessione del nostro tempo, no? Il benessere penitenziale, il salutismo penitenziale, l'essere sempre in dieta, non posso mangiare quello. Ci sono dei predicatori della nutrizione oggi terrificanti, no? Devi mangiare le noci, poi non puoi mangiare, come se diventassimo tutti dei canarini che, no? Roba terrificante. Smettetela di fare sacrifici, direbbe Gesù. La vita va presa come vita larga. Allunghiamo la vita vivendo da canarino, no? In una terra come la vostra, così ricca di offerte della natura, vivere come un canarino che misura le calorie, che non può prendere questo, non può prendere quello, che quello adesso si scopre che adesso il vino, alcuni dicono no, e genera lesioni oncologiche. No, qui non ci sono peccatori. Ecco. Gesù dice la festa continui. La festa continui. Questo è il primo punto, cioè cosa vediamo qua seriamente? Vediamo il carattere antispiritualistico, antiascetico del magistero di Gesù. Non c'è mai ascetismo, non c'è mai rappresentazione penitenziale della vita, non c'è mai maledizione del godimento, c'è un'esaltazione della gioia. Però la cosa più importante di questo miracolo non è questa, e qui entriamo più sottilmente nel testo, che non vi leggo, ma insomma per non annoiarvi troppo, ma insomma se lo leggessimo insieme vedremmo che l'acqua che Gesù si fa portare è l'acqua contenuta da due grandi otri che erano collocati all'entrata della casa e che servivano per purificarsi le mani.
Gli ospiti in quell'acqua, nell'acqua che Gesù si fa portare, avevano lavato le loro mani, dunque dobbiamo immaginare, siccome gli ospiti erano tanti, che quell'acqua era un'acqua putrida. E come dire, questo è un punto molto importante che ho solo accennato ieri, cioè nella logica di Gesù antiutopica si fa con quello che si ha. Allora è come se chiedesse a Maria: che cosa abbiamo qua? Acqua putrida. Portami l'acqua putrida. Non è che dice andiamo da Carlo Cracco e gli chiediamo il vino sublime e poi andiamo in una enoteca, c'è una bella enoteca, c'è qualche enoteca qua in giro, no? Gesù dice: cosa abbiamo qua? Cioè, chi siamo? Acqua putrida. Di che cosa è fatto l'umano? Acqua putrida. Portatemi l'acqua putrida, cioè noi stessi, la poca roba che siamo, acqua putrida. E, attenzione, converte l'acqua putrida in vino sublime. Però questa conversione va interrogata. Cioè, potremmo pensarla come una sostituzione per cui il vino sublime prende il posto dell'acqua putrida, cioè annulla l'acqua putrida, come se il vino sublime fosse la purificazione dell'acqua putrida, la sua cancellazione come acqua putrida, ma non è questo il miracolo. Perché se è un miracolo, il miracolo è nell'acqua putrida c'è il vino sublime. Questo è il punto centrale. Cioè nell'acqua putrida che noi siamo, noi che non siamo fatti per la legge, noi che siamo, diciamo, nel esseri pulsionali, per noi che siamo acqua putrida, c'è la possibilità, in quanto acqua putrida, di essere vino sublime. Questo è forte, no? Per questo lui dice: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori, perché nel peccatore c'è la possibilità dell'amore. Cioè il peccatore vuol dire tutta l'umanità come tale, no? È nel peccato, cioè è inadeguata alla legge, diciamolo così, è nel peccato in senso extramorale, cioè è inadeguata alla legge. Questo è il primo miracolo. Ieri citavo De André, che giustamente, no? De André ha un'ispirazione cristiana molto profonda. A lui è dedicato, a lui e a Pasolini è dedicato il mio libro, ai suoi Vangeli, in una delle sue opere più belle intitolata La buona novella, che è costruita su una lettura che De André ha fatto dei Vangeli apocrifi. Vi ricordate, no? In Via del Campo dice: dai diamanti non nasce niente, solo dal letame nascono i fiori. I fiori nascono dal letame. Cioè è solo l'acqua putrida che può diventare vino sublime. Per questo, diciamo, Gesù non è convinto dalla riduzione religiosa della fede a culto e quindi a tutto ciò che il culto comporta, nel senso della ritualizzazione della vita, la purificazione delle mani prima di mangiare, prima di toccare qualcosa, l'evitamento di certi cibi piuttosto che altri, tutta la liturgia, diciamo, ritualistica. Per Gesù è esteriorità. Il vero problema della legge è che non deve essere scritta solo sulle tavole di pietra, ma come dice Paolo, o come dice già il profeta Ezechiele, deve essere scritta nella carne del cuore. Questa scrittura è una scrittura che viene all'interno, perché ciò che è male non è mai all'esterno. Tutto è bene. Nella logica per cui Gesù è venuto a salvare e non a condannare il mondo, tutto è bene, potremmo dire. Il male esce solo da dentro.
Il male riguarda appunto la paura della vita, l'illusione utopica, l'assimilarsi a Dio, sono i 3 grandi peccati di cui abbiamo parlato anche ieri, cioè venir meno alla chiamata del desiderio. Questo è il male, viene dall'interno, non viene dall'esterno. Ebbene, questo è il primo miracolo, che è già molto importante. Se volete, questo primo miracolo lo potremmo subito mettere di fianco a un miracolo che avviene più avanti, molto importante, quel miracolo che da bambino mi coinvolgeva di più, diciamo, perché lo trovavo spettacolare. Prima di vedere il miracolo di cui sto parlando, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, però prima di entrare nel merito del miracolo, Gesù non vuole fare miracoli, fa sempre i miracoli controvoglia. Generazione perduta, perché mi chiedete prodigi? Non sono venuto a fare il prestigiatore, non sono venuto a fare prodigi, non sono venuto a fare segni, come dice Paolo. Come dire, mi chiedono da una parte di rispettare la lettera della vecchia legge e io invece la porto a compimento e la oltrepasso portandola a compimento, dall'altra parte mi chiedono dei segni, mi chiedono di fare prodigi, li fa controvoglia e sempre si preoccupa quando li fa. Per esempio quando restituisce a Gerico la vista a un cieco, in una scena bellissima in cui sputa nel fango e poi mette il fango sugli occhi del cieco restituendogli la luce e poi sussurra al cieco: non dirlo a nessuno quello che ho fatto. E il cieco, appena riacquista la luce, corre in mezzo alla piazza: è stato lui, sono guarito. Ma Gesù fa i miracoli sempre, come dire, appartandosi dalla folla, no? Questo è un tema molto importante nei Vangeli, la folla, la massa ostacola Gesù. La massa, la folla è un ostacolo all'evento. E ogni volta che appare la massa, appare la folla, viene meno la possibilità dell'evento, perché l'evento si realizza proprio laddove la massa, si apre un varco nella massa. E questa è una qualità di Gesù, diciamo così, guaritore. Gesù guarisce, non guarisce mai la massa. Attenzione, questa è superstizione per Gesù. Guarire la massa, come fanno molti predicatori che in televisione addirittura, no? Fanno i miracoli di massa. Il miracolo è sempre quando c'è l'uno per uno, l'incontro con lo sguardo di Gesù, uno per uno. La massa è un ostacolo all'uno per uno, alla dimensione della singolarità, che fa sì che Emet, per esempio, non sia Aletheia, perché non c'è una dimensione trascendentale della verità, ma c'è una dimensione singolare della verità. Miracolo dei pani e dei pesci perché assomiglia a quello di Cana? Perché l'atteggiamento, sappiamo la scena, 5.000 persone seguono Gesù, sono lontani da ogni centro abitato, ci sono vecchi, ci sono bambini, ci sono donne, hanno fame e il popolo di Gesù chiede di mangiare, sono affamati. Non c'è niente attorno, non c'è Carlo Cracco, non ci sono panetterie, non c'è niente. E Gesù, stessa operazione di Cana, sempre con Pietro, gli dice: che cosa abbiamo? Questo è molto importante, sempre, come gli insegnanti durante il Covid. Cioè uno potrebbe dire: c'è il Covid, ma non possiamo fare lezione. E invece, che cosa abbiamo? Abbiamo 5 pani e 2 pesci, abbiamo la DAD, orribile DAD. Orribile, no? Tutti gli insegnanti io stesso ho insegnato attraverso quella roba, quello schermo. Abbiamo la DAD.
Uno dice, ma la DAD non è la relazione didattica, il corpo, la comunità della scuola, ma c'è quello. Devi fare con quello e devi fare il miracolo con quello che hai. Pietro gli porta i 5 pani e i 2 pesci. Bene, 5.000. L'applicazione dell'algoritmo renderebbe semplicemente impossibile, no? Il miracolo. Ma questo non frena. Gesù dice bene e distribuisci. E come sapete il cibo non finisce più, tant'è che Gesù non si limita, questo è il primo insegnamento del miracolo, non si limita a soddisfare il bisogno di mangiare, perché ne avanza, è un banchetto, è una festa. Ne avanza talmente tanto che viene poi ridato alle persone perché lo mangino a casa. C'è la sovrabbondanza, non c'è la risposta alla penuria del bisogno, ma c'è la risposta al desiderio, alla sovrabbondanza del desiderio. E quello di cui parla Gesù eccede sempre la dimensione del bisogno. E poi il punto centrale, ma com'è possibile, ci dobbiamo chiedere, questa moltiplicazione? Che l'algoritmo invaliderebbe. 5 pani, 2 pesci non possono dare da mangiare a 5. Allora uno potrebbe dire, ma questa è la fantasia, è il prodigio, no? Il prodigio sarebbe la moltiplicazione, no? Perché questo sarebbe un gioco di prestigio. E invece il miracolo non è un gioco di prestigio, perché il miracolo consiste nell'avere fede nella possibilità che noi possiamo, tenendo conto di quello che abbiamo, realizzare la nostra impresa con quello che abbiamo. Tutte le grandi imprese nascono da 5 pani e 2 pesci, nei garage. Tu sai bene, no? Nei garage nascono le cose prodigiose, le invenzioni più prodigiose. Nei garage 4 gatti, si dice, no? Eravamo 4 gatti. E poi c'è la moltiplicazione. Ma se uno dice siamo 4 gatti, non ce la facciamo. Non c'è la potenza della moltiplicazione. I 4 gatti che diventano un esercito, diciamo, perché diventano un esercito? Perché hanno fede, credono, hanno fede, no? La verità della fede che genera la moltiplicazione. Dunque il miracolo non è il prodigio della moltiplicazione, ma è la fede nella moltiplicazione che rende possibile il prodigio della moltiplicazione. Capite la differenza, no? Che è una differenza fondamentale. Quando spiegavo questo miracolo a mia figlia, ateissima, come vi dicevo ieri, che diceva appunto Gesù non può camminare sulle acque, Gesù non può risorgere dalla morte, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, diceva papà, 5, 2, 7, 5.000, non può. Allora cercavo di spiegarglielo così, e qui tocchiamo qualcosa di essenziale sul desiderio. Quando tu aveva 6-7 anni, quando tu sei con le tue amiche migliori, nel posto che ami di più, che è la spiaggia di Noli, in Liguria, e fai i giochi che ti divertono di più, e c'è una bella giornata, è l'azzurro del cielo, è il sole, è il mare limpido, sei più forte, sei più ricca, sei più felice, hai più gioia, hai il sentimento di poter fare tutto. Questo sentimento della moltiplicazione è generato dal desiderio. Il miracolo è il miracolo del desiderio, è il desiderio il fattore che determina la possibilità della moltiplicazione, cioè dell'allargamento dell'orizzonte della nostra vita, no? Noi siamo effettivamente 5 pani e 2 pesci, noi siamo effettivamente acqua putrida che però diventa vino sublime, diventa una mensa infinita perché
c'è fede nei confronti della potenza, della dinamis del nostro desiderio. Bene, aggiungo un altro miracolo, allora salto quello dell'indemoniato. Gerasa, avete presente Gerasa? Vabbè, faccio rapido. Gesù si trova nella terra di Gerasa, che è famosa perché si allevano i maiali. Gli ebrei non possono mangiare maiali, Gesù non mangia il maiale, ma comunque, avrei dei dubbi, ma insomma, comunque sì, non è un suo cibo amato. I romani mangiano i maiali e quella regione della Palestina serve a dar da mangiare ai romani, che erano appunto i colonizzatori di quella regione. Quindi va in una terra impura e fa questo incontro incredibile con un indemoniato, che oggi diremmo classicamente, perché ci sono tutti i sintomi, uno schizofrenico. Legione. Come ti chiami? Dice Gesù a quest'uomo col cranio fracassato, sanguinante, perché si colpisce con delle pietre e vive in un cimitero seminudo, in uno stato bestiale. Gesù lo incontra e gli dice: come ti chiami? Mi chiamo Legione, perché siamo in molti. Proprio la dimensione della frammentazione schizofrenica, no? Della frantumazione della personalità. Siamo in molti dentro di me. E Gesù vede il suo sguardo folle, ma anche impaurito. Come dire, gli chiede: ma cosa vuoi tu da me? Percepisce che non è uno tra i tanti, no? Ma è appunto il maestro. Cosa vuoi tu da me? Teme di essere rimproverato. E Gesù gli dice: ma qual è il tuo vero nome? Non Legione, ma qual è il tuo vero nome? E i due si guardano, e la cosa che colpisce di questo miracolo è che l'indemoniato, che teme di essere stigmatizzato come folle, come accade per gli abitanti della città che lo hanno costretto a vivere in un cimitero fondamentalmente, Gesù lo accoglie, gli è prossimo, e il miracolo consiste nell'estrarre dal corpo di Legione tutti questi spiriti maligni che lo frammentano e trasformarli in maiali che finiranno poi a cadere da una rupe in mezzo al mare e a morire. Dunque Legione si trova liberato dagli oggetti cattivi, dai demoni, dalle angosce, dalle paure che lo abitano. Cos'è che colpisce in questo miracolo? Il passaggio dalla paura. Legione ha paura di essere stigmatizzato come folle, così come appunto ha subito la stigmatizzazione dagli abitanti del paese, e Gesù invece lo guarda e lo accoglie. Questo gesto dell'accoglienza è il miracolo. Questo è molto psicoanalitico. Non identificare il folle come un deviante, come un anormale, come un pericolo, ma andargli incontro e accoglierlo. Questo provoca la esteriorizzazione delle parti, diciamo, cattive, del cacon, dell'oggetto cattivo che viene esternalizzato nella figura del maiale e separato dall'uomo. Ma i miracoli più belli sono gli ultimi tre, che vi voglio dire molto rapidamente. Il primo è il miracolo del paralitico di Cafarnao. Cafarnao è il piccolo paese dove viveva Pietro. Quando sono andato a visitare Gerusalemme sono passato da Cafarnao e lì dicono: questa è la casa di Pietro, qui c'era la cucina. Ma è molto strano Gerusalemme, no? Cioè è difficile distinguere quelli che gli archeologi chiamano il luogo dell'evento e il luogo della memoria.
non so, vai a Betlemme e ti dicono qui c'è la Betlemme, e perché ti dicono che qui non c'è più niente? Perché è il luogo della memoria, cioè si dice che nei secoli pellegrini e pellegrini e pellegrini andavano in quel luogo identificato come il luogo dove è nato Gesù. Come dire, non è l'evento, i luoghi dell'evento sono pochissimi luoghi, dove il Getsemani, c'è l'evento, e la casa di Pietro, Cafarnao, certo non la cucina eccetera, però quella casa è considerato uno dei pochi luoghi dell'evento, per cui c'è un paralitico. I paralitici hanno un'importanza fondamentale nei Vangeli, come ce l'hanno in Gente di Dublino, per esempio, di Joyce. La paralisi, il blocco della vita, il blocco dell'esistenza, è proprio una traduzione della paura, no? Traduzione dell'impotenza. Il paralitico è colui che ha la vita bloccata. Per certi aspetti noi siamo dei paralitici. La nostra vita si è fermata, si è bloccata, non è più in movimento. La folla circonda la casa dove Gesù si trova con i suoi. Vedete che la folla impedisce che Gesù incontri questo paralitico. Gli amici del paralitico inventano uno stratagemma per fare incontrare il paralitico Gesù, salgono sulla casa, aprono un varco nel tetto e fanno calare su una brandina il paralitico che arriva a Gesù. Già questo uno potrebbe dire, ma il miracolo è questo. Certo, il miracolo è a tutti i costi ti voglio incontrare. No? Non c'è niente, nemmeno la folla che mi impedisce di venirti a cercare. Vengo a cercarti. E Gesù si vede il paralitico di fronte e fa un gesto molto semplice. Attenzione, che questo è centrale, non si occupa della paralisi. Qui troviamo veramente, ci sono due scene che anticipano la clinica della psicanalisi in modo puro. Non si occupa della paralisi. Se fosse un medico, un ortopedico, che ne so, un neurologo, comincerebbe a dire, allora da quando sei bloccato, dove senti la stasi, ti fa male, no? Non si occupa del sintomo, diremmo, no? Non interviene sul sintomo, come ha fatto per esempio invece col cieco di Gerico, dove è entrato sul sintomo, ha curato, diciamo, la cecità. Qui no, qui occupa una postura analitica, perché non si interessa della paralisi, non gliene importa della paralisi. E dice solo una cosa al paralitico, che poi si rialza, diciamo, dopo questo intervento, dice ti siano rimessi i peccati. Cioè, attenzione, la remissione del peccato genera la guarigione dal sintomo della paralisi. E Gesù e gli apostoli fanno notare che questa guarigione è l'effetto della remissione del peccato. Vi ricordo che peccato non è trasgredire la legge, ma è venir meno alla legge del proprio desiderio. Cioè il peccato di quest'uomo è essere bloccato nel proprio desiderio. Rimettere il peccato vuol dire dare all'uomo una seconda possibilità. Cioè puoi ancora, è possibile ancora, puoi ripartire ancora. E nella misura in cui Gesù apre la possibilità di un'altra possibilità, si alza in piedi, cioè il sintomo si dissolve. Ora, Lacan parla esattamente, quando descrive l'azione dell'analista, della risoluzione del sintomo come in sovrappiù rispetto all'azione terapeutica. Cioè, lo dico meglio, l'effetto di guarigione terapeutica, di dissoluzione del sintomo, avviene in sovrappiù,
cioè quando noi ristabiliamo il rapporto del soggetto col suo desiderio, quando noi riagganciamo il soggetto alla legge del suo desiderio, produciamo in sovrappiù la dissoluzione del sintomo, in sovrappiù. Questo sovrappiù, che Lacan usa e darà un'enfasi clinica notevole, è già nei Vangeli. L'effetto in sovrappiù della guarigione della paralisi è provocato dalla rimessione dei peccati. È chiaro il punto? La remissione dei peccati in senso laico è: hai un'altra chance, non è finita, hai ancora una possibilità. Questo ancora di più, e vado verso la conclusione e poi abbiamo la possibilità di parlare con più calma, questo ancora di più nell'ultimo miracolo di cui voglio parlare, che è il miracolo a cui sono più affezionato, perché io vedo in questo miracolo la scena matrice della psicanalisi. E secondo me è un po' l'equivalente per i filosofi, che ne so, dell'apologia di Socrate, di Platone. Cioè lì si mostra che il gesto fondatore della filosofia, della ragione filosofica, è la scelta di Socrate di non rinunciare alla verità per difendere la propria vita. No? La verità vale più della vita. E si può dire che la ricerca filosofica ha questa scena mitologica al suo fondamento, no? La scelta di Socrate. Piuttosto di rinunciare alla verità, sono disposto a morire. E invece questa scena, che secondo me ha la stessa portata, no, dell'apologia di Platone, si trova a Gerusalemme. Gesù è con i suoi e raggiungono una piscina. Attorno a questa piscina ci sono, come le descrive Nietzsche in Così parlò Zarathustra, frammenti sparsi di umanità perduta, ciechi, sordi, lebbrosi, paralitici, frammenti, no? Sparsi attorno a questa piscina, che attendono il prodigio. Il prodigio quale sarebbe? Un angelo arriva nella piscina, si dice che arrivi nella piscina e con le sue ali spruzzi l'acqua della piscina sui corpi, su alcuni di questi corpi, e questa acqua si rivelerebbe magicamente benefica, liberando questi uomini dal peso della loro malattia. Quindi c'è una piscina miracolosa, potremmo dire, un po' come, ma non voglio offendere nessuno, un po' come Lourdes, no? C'è l'idea che appunto c'è un'acqua magica, insomma, che restituisce la salute. Gesù si trova nei pressi di questa piscina e i suoi gli dicono: guarda che abbiamo degli amici che hanno un amico che da 38 anni è ai bordi della piscina e aspetta l'acqua magica dell'angelo. A 38 anni, cioè uno potrebbe dire una vita. È una vita in attesa di essere colpito dalle acque magiche sollevate dall'angelo e di essere finalmente guarito. Gesù non ne vuol sapere. E gli altri gli dicono: dai, vieni, lo trascinano. Scusate, questo è il penultimo miracolo, mi devi far fare un altro. E lo trascinano e lui si avvicina ai bordi della piscina, e pensate il gesto, no? Che è proprio quello che lo psicoanalista ripete in ogni primo incontro, con ogni paziente, diciamo, con pazienti nevrotici, diciamo, con ogni paziente riproduce esattamente questa domanda,
che troviamo in Gesù. Gesù si avvicina all'orecchio di quest'uomo, non considera la paralisi ovviamente, non considera niente. Sussurra all'orecchio di quest'uomo: ma tu vuoi guarire? Questo è il miracolo. Ma tu, che sei stato 38 anni in questa posizione, che hai rinunciato alla tua vita, che aspetti l'angelo, che aspetti di essere sanato da un prodigio, ma non è che stai bene in questa posizione, eh? Come quando si dice Lacan di fronte ai depressi usasse rivolgersi loro dicendo: lei è depresso? Ah sì, depresso con chi? No, cioè, come dire, qual è, direbbe Freud, il tornaconto primario della malattia che fa sì che quest'uomo sia stato 38 anni bloccato, forse per evitare la paura di vivere, l'angoscia della vita, la sofferenza, il dramma, la perdita, la sconfitta, il fallimento. 38 anni bloccato. Gesù ha un dubbio e gli dice: ma tu vuoi davvero guarire? Che è il dubbio che l'analista rinnova ogni volta di fronte alla domanda di cura dei pazienti. Non in questa forma, però diciamo la sostanza è quella di interrogare se la malattia ha per il soggetto di cui si lamenta un tornaconto inconscio. Come dire, trasformare la lamentazione del soggetto in una scelta inconscia, perché in fondo quando un soggetto va dall'analista va per lamentarsi, si lamenta del padre, si lamenta della madre, si lamenta del fratello, si lamenta della sorella, si lamenta della cattiva sorte, si lamenta del rettore, si lamenta del collega, cioè la lamentazione è l'atteggiamento di fondo, diciamo, iniziale dei pazienti. L'analista corregge la lamentazione, che Lacan dice situa il paziente nella posizione dell'anima bella hegeliana, quindi il paziente è l'innocente che denuncia la malignità dell'altro, e il capovolgimento, la rettificazione che l'analista produce è: e tu? E tu? Dove sei tu nel disordine che lamenti? Dove sei tu nel male di cui ti lamenti? Qual è la tua responsabilità? Chiaro che, essendo un miracolo, dopo questa domanda il paralitico si alza e si mette in moto. Faccio l'ultimo miracolo, quello che insieme a questo mi ha sempre più colpito, e quindi chiudiamo anche con una certa bellezza. È il miracolo di una donna, che viene fatto su una donna che soffre di quello che oggi i ginecologi definirebbero come un fenomeno psicosomatico di emorragia uterina, cioè ha il ciclo mestruale sempre, diciamo. Quindi questa presenza del ciclo mestruale, immaginiamo, in una cultura come quella ebraica, la rende impura, intoccabile, la isola, la fa soffrire, e essendo una donna anche una certa ricchezza ha consultato tutti i maggiori medici della Palestina, è andata dappertutto a farsi visitare senza successo. Viene a sapere che nel suo paese dove vive passa Gesù, e allora decide di incontrare Gesù. Vedete, passa Gesù, Gesù passa da lì, lei viene a sapere che passa da lì, l'incontro è Gesù che va verso il fondo, ma la sua responsabilità è di dire: non me lo lascio sfuggire, faccio di tutto. Va, ma trova il muro della folla. Sempre la folla, come dicevo prima, assume l'aspetto del muro nei Vangeli.
E quindi Gesù è circondato dalla folla e poi protetto dal servizio d'ordine, avremmo detto una volta, dei suoi, e però riesce con determinazione, ostinazione, decisione a toccare il lembo del mantello di Gesù, lo tira, in modo tale che c'è una scena bellissima che viene descritta con grande poesia dagli evangelisti. Gesù si volta, si sente toccato, no? Si volta e i due, come in un tempo sospeso di estasi, si guardano. Gesù guarda negli occhi la donna guarda negli occhi Gesù. C'è un momento di sospensione. E Gesù che cosa vede? Vede la fede, la verità emet della fede, la determinazione, l'ostinazione della fede. È arrivata fino a lì, lo ha toccato e la sua risposta è: sei guarita? Da questo momento sei guarita. E aggiunge: la tua fede ti ha salvata. Quindi non è il guaritore magico che guarisce, ma è la fede della donna nella possibilità della guarigione, cioè determinata dall'incontro con Gesù, che la guarisce. Quindi non c'è il potere taumaturgico del guaritore, che Gesù a volte manifesta il potere del controllo degli elementi della natura, quando rinsecchisce il fico, quando governa appunto la tempesta, ma non mette in questo caso in azione nessun potere sovrannaturale, perché il vero miracolo è la fede di questa donna, è l'andare fino in fondo nel sostenere la propria decisione come risposta alla grazia dell'incontro con Gesù. Bene, grazie.